Un principio di incendio di lieve entità stamattina intorno alle 7 si è verificato all'esterno del Teatro Olimpico di Vicenza, intaccando la porta del locale delle caldaie che dà sul largo Wolfgang Goethe. Le fiamme, che secondo le ipotesi al vaglio dei vigili intervenuti potrebbero essere state accese da un senza fissa dimora che tentava di scaldarsi, avrebbero provocato del fumo penetrato all'interno del locale caldaia, facendo così scattare l'allarme antincendio. All'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre, le fiamme erano già state spente nell'immediatezza da una persona che passava nella via. I pompieri hanno provveduto alla reazione del locale caldaia, dove all'interno persisteva un po' di fumo, provvedendo inoltre all'ispezione e al controllo dell'intero teatro. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato per far luce su cause e dinamiche. Le operazioni di messa in sicurezza del locale tecnico e del teatro, che non hanno subito nessun danno e sono terminate alle 8:45 con il rientro in sede delle squadre.